Nuovo appuntamento con 201 domande e risposte sul vino, quindi ci diamo da fare per portare sempre più in alto, diciamo, la nostra conoscenza del mondo enologico. Quindi, diciamo, io faccio in modo, insomma, di rispondere alle varie domande, alle tante curiosità che mi vengono poste di volta in volta. Siamo già arrivati a 50 domande e quindi, insomma, mi sembra già un buon successo. Adesso ne mancano ancora 151 per finire tutto questo nostro percorso. Aspetta ancora qualche secondo prima di andare, diciamo, di iniziare. Quindi se qualcuno, insomma, si è collegato, magari me lo può far sapere. C'è la chat che voi ben conoscete. Intanto, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale YouTube Associazione Sommelier a Tavola con Bacco, cliccare su mi piace e sulla campanella per non perdere i prossimi video, e aspetto anche le vostre domande qui in basso, i vostri commenti, che risponderò al prossimo video. Visitate anche il nostro sito web ufficiale www.tavolaconbacco.it, che poi è anche il nostro diciamo la nostra pagina la nostra pagina Facebook. Allora, iniziamo subito, che è importante, diciamo, dare risposta, diciamo, ai vari quesiti che voi fate. E quindi iniziamo con la prima domanda: che cos'è la sciabolata dello champagne? Questa è una delle domande che mi hanno fatto più di una volta, e vi dico la verità, io ho visto anche farla, però non è fatta veramente nel modo giusto. Perché? Perché la sabrage, diciamo, questa tecnica, tanto, diciamo, diciamo, è meglio diciamo, tornare indietro nel tempo, no? Perché la sciabolata praticamente veniva utilizzata dall'esercito napoleonico dopo una vittoria, non avendo chiaramente il cavatappi, non avendo nulla per poter aprire le bottiglie, utilizzavano la sciabola degli ufficiali. Questo, diciamo, praticamente è la storia, questa è la tradizione del sabrage. Viene fatto con gli spumanti, con lo champagne, essendo d'origine francese, diciamo, almeno nasce così, va bene? Che cosa succede? Viene fatta scivolare la sciabola sulla bottiglia, va bene, inclinando la sciabola dalla parte piatta, quindi non dalla parte della lama, girando, praticamente ruotando la bottiglia diciamo, la saldatura della bottiglia, dove ci sta quella riga praticamente in mezzo, che è quella di saldatura, e il colpo viene dato sotto il collo, praticamente diciamo, sotto il collo, sotto il collare della bottiglia di champagne, quindi praticamente dove ci sta il rialzo. Perché dico questo qui? Perché io l'ho visto fare, ma l'ho visto fare direttamente sul sughero, praticamente sul sughero, quello a fungo. Questo è facile, cioè vi piace vincere facile. Tolgo la gabbietta, tolgo la gabbietta, tolgo la stagnola e poi il colpo secco lo do sul sughero. Ma insomma, non è così. Cioè, il sabrage viene fatto direttamente spaccando il collo della bottiglia nel modo che vi ho detto. La bottiglia dovrebbe essere molto fredda, diciamo ghiacciata quasi, comunque molto fredda, va bene? Un mio amico qualche anno fa mi disse che la sciabola per regola dovrebbe essere invece molto calda per avere questo contrasto. Comunque, diciamo, la bottiglia deve essere sicuramente fredda, va bene? E non è necessario dare un colpo fortissimo, basta dare un colpo netto con, ho detto, il piatto della lama, un po' inclinata, sul punto dell'attaccatura della bottiglia al collo, diciamo praticamente a quel collare, a quel rialzo. Quindi la bottiglia si spacca, lo spumante, per la forza, per la pressione che ha,
spinge i vetri chiaramente fuori e poi si può bere lo champagne. Attenzione, è una pratica che specialmente chi non è capace, è pericolosa. È divertente comunque sia vederla fare, proprio perché è pericolosa. Spesso viene fatta solamente a livello scenico, cioè nel senso perché si dà un colpo sul sughero e non sul collo, quindi la bottiglia non viene spaccata, ma in realtà la bottiglia andrebbe spaccata proprio sul collo. Quindi questo è la sciabolata. La domanda numero 42 è interessante. Adesso vediamo di rispondere, perché alcuni pensano che il tappo a vite indichi un vino di qualità scadente. Non è vero. Tanto qualità scadente, insomma, poi bisogna vedere che tipo di vino è, ma insomma molti produttori sono passati al tappo a vite o al tappo in silicone oppure in vetro, proprio per evitare che la famosa puzza di tappo possa praticamente rovinare il vino. E quindi questa è una cosa insomma che con il tappo a vite chiaramente si evita. Io sono dell'idea che questi vini vadano bevuti abbastanza, cioè non sono vini da invecchiamento. Comunque, tenete conto che non è che indica una qualità scadente, anzi, spesso e volentieri tutt'altro. Certo, se un vino non lo pagate tantissimo, se lo pagate veramente un costo molto basso, tenete conto del rapporto qualità-prezzo, ma il tappo a vite non indica assolutamente la qualità scadente del vino. Allora, la domanda numero, invece, questa è una curiosità più che altro, va bene, perché si dice che il vino buono sta nelle botti piccole. Ecco, questa è un proverbio. Perché? Perché una volta diciamo il contadino metteva il vino più pregiato come una riserva, cioè un qualche cosa da bere nelle occasioni speciali in contenitori più piccoli. Poi questo proverbio è stato anche spesso utilizzato per dire delle persone che non sono particolarmente alte, va bene, che comunque hanno dei pregi molto importanti, pur essendo delle persone non tanto diciamo alte, ma è un modo di dire, insomma, è un proverbio, nasce dal fatto che se il vino, ad esempio, noi vogliamo farlo invecchiare oppure vogliamo dargli dei sentori pregiati particolari, lo mettiamo all'interno delle botticelle, dei caratelli, delle barricche, e quindi qui acquistano dei sentori e dei profumi, degli aromi diciamo pregiati. Ecco, tutto qui la provenienza, diciamo, di questo proverbio. Questa è una domanda che mi ha fatto, nel senso vero della parola, rabbrividire. Quanto tempo ci vuole a raffreddare un vino in congelatore? Ora, per l'amor del Dio, cioè, il vino in congelatore non si mette. È molto semplice, non ci vuole tempo per raffreddare un vino in congelatore. Il vino si raffredda dentro dei cestelli con il ghiaccio, dentro delle glassette, si mette in frigorifero. Ci stanno più metodi, si può scaraffare magari e freddarlo, cioè ce ne stanno più metodi. Vino in congelatore no, perché subisce uno shock e non mi pare proprio il caso che specialmente vini di particolare pregio possano essere rovinati da un passaggio in congelatore. Se li avete troppo caldi, tipo questi giorni che fa veramente veramente caldo come oggi, il vino non va, come abbiamo detto già l'altra volta, diciamo gustato a temperatura ambiente perché è troppo caldo, ma insomma i modi per raffreddarlo, l'ho detto prima, ce ne stanno tantissimi e poi potete tranquillamente servirlo. Magari non abbiate fretta, non servitelo subito. Domanda numero 45. Ecco, questa è una domanda un po' particolare, cioè quanto zucchero c'è nel vino? Allora, nel vino è vietato aggiungere zucchero, tranne che negli spumanti, oppure anche nel caso, diciamo sempre dell'Italia, della legislazione vinicola italiana, nel caso del Marsala, che è un vino fortificato, dove
lo zucchero in realtà viene aggiunto tramite mosto o mistella. Lo zucchero può essere aggiunto solamente nella produzione degli spumanti. Nel caso di vini passiti oppure vini dolci, si parla di residuo zuccherino, cioè significa che durante la fermentazione non l'abbiamo trasformato, per farla breve e semplice, tutto lo zucchero in alcol durante la fermentazione alcolica, ma l'abbiamo fermata prima la fermentazione in modo tale che una parte di fruttosio, va bene, una parte di zuccheri non viene trasformata, quindi rimane questo residuo zuccherino che mi dà una quantità praticamente zuccherina all'interno del vino, che poi in base a quanto ce ne abbiamo rientrerà poi il vino o il vino in determinate categorie, quindi per capirci abboccato, amabile e dolce. Quindi lo zucchero nel vino è un residuo zuccherino, tranne quando produciamo spumanti, in quel caso lo zucchero viene aggiunto durante il processo di produzione. Ancora domanda, ecco, questa è una domanda veramente, la domanda numero 46 se non erro, va bene? Questa è una domanda veramente interessante. Come posso capire se un vino è buono? Allora, non è diciamo, per i non esperti potremmo dire se mi piace è buono. Buono si intende che non abbia sia di qualità, insomma. Intanto teniamo conto che i nostri vini sono sicuramente genuini, quelli che troviamo in vendita nel commercio. Genuini significa che non ci fanno male. Sì, possiamo avere magari del mal di testa, possiamo avere altre cose eccetera, ma quelle sono cose soggettive. Poi magari ne parleremo successivamente se mi fate delle domande. Ma il vino buono, ad esempio, prima di acquistarlo, se la bottiglia è trasparente e riesco a vedere il vino dalla parte internamente, magari se vedo che c'ha magari potrebbe essere velato o potrebbe avere dei residui all'interno troppo marcati e così via, magari tenete conto che potrebbe avere qualche problema, oppure meglio ancora magari da tanto tempo che sta nello scaffale. È chiaro che un vino magari tenuto sotto il sole giorni dopo giorni, è chiaro che non dico che capire se un vino è buono, neanche lo assaggio, preferisco avere un vino fresco magari, cioè un vino che non abbia problemi a prescindere, cioè se un vino è mantenuto bene alla giusta temperatura, alla giusta umidità eccetera eccetera, probabilmente è difficile che abbia dei problemi. Una volta assaggiato, la prima cosa che dovrò verificare, magari faremo un video a parte sulla degustazione del vino, è verificare se il vino ha dei residui all'interno del nostro bicchiere, no? Magari controlliamo questo, lo mettiamo sotto il naso e se percepiamo delle puzze particolari, dei sentori particolari che sono sgradevoli, anche qui è l'indicazione che il vino potrebbe avere dei problemi. E poi ovviamente all'assaggio sentiamo se è gradevole o sgradevole. Ripeto, i nostri vini sono genuini, possono avere qualche problema come può essere il sentore di tappo di cui abbiamo già parlato, ma quello è una cosa insomma che difficilmente lo possiamo sapere prima di aver aperto la bottiglia del vino. Basatevi molto magari sulla vostra enoteca di fiducia o comunque acquistate i vini dove ci sia molto ricambio, dove ci sia molto smercio e verificate sempre magari se andate sempre allo stesso commerciante, allo stesso rivenditore, se il vino che volete da tanto tempo che è esposto, magari sotto la luce, sotto il sole, oppure al caldo e così via. La migliore condizione per avere un vino buono con assenza di malattie e difetti, che siano accaduti ovviamente in bottiglia, è il luogo di conservazione del vino. Poi se avete altri dubbi, altre domande, magari fatele sempre nei commenti qui in basso. Questa anche è molto interessante. Come si fa a scegliere il vino giusto al ristorante? Allora, il vino giusto. Vino giusto significa il vino adatto
il vino più idoneo da abbinare, visto che sono al ristorante, ai piatti gastronomici che ho ordinato e che poi il cameriere mi servirà. Quindi, in base, qui dovremmo parlare di abbinamento vino al cibo. Io dico sempre vino al cibo perché prima ordino il piatto gastronomico e poi ordino il vino. Quindi dovrò valutare le caratteristiche del mio piatto e poi sceglierò il vino. Partiamo magari da un presupposto. Ho ordinato un piatto a base di pesce, sappiamo, abbiamo detto l'altra volta, bianco col pesce, rosso con la carne, no? Siamo in Trentino Alto Adige, probabilmente non ordinerò nero d'avola, cercherò di mantenermi su un vino del luogo e magari ho ordinato anche un piatto tipico della regione. Mi devo basare anche sul prezzo, perché tante volte non mi trovo, cioè se ordino un piatto pregiato che costa 30-40 euro non posso ordinare un vino di bassa levatura, diciamo così, a meno che lo conosco e che mi piaccia davvero. Quindi scegliere il vino giusto al ristorante bisogna essere diciamo non dico esperti, ma insomma bisogna capire bene l'abbinamento. Intanto capite sempre se vi piace il bianco, vi piace il rosso, quanto volete spendere. Se avete ordinato un piatto tipico regionale, e questi già sono degli ottimi elementi, e poi magari poi ci torneremo sopra. Ma la caratteristica principale del vostro piatto gastronomico qual è? È il grasso? Allora magari ordinate un vino che abbia una spiccata acidità, cioè una spiccata freschezza in bocca quando lo assaggiate, in modo tale che vi faccia salivare molto. Se sono i profumi, immagino un risotto allo zafferano, allora ordinate un vino che abbia intensità di profumi e lunghezza di profumi. Se è un piatto strutturato, un vino strutturato. Questi sono più o meno le caratteristiche del vino che potete ordinare al ristorante. Poi chiaramente vale sempre il sesto senso, mi piace o non mi piace, che è quello che poi vince sempre su tutto. Domanda numero 48: che fine ha fatto il vino da tavola? Allora, la domanda non è che fine ha fatto il vino da tavola. Il vino da tavola esiste sempre, solo che ha cambiato nome. Cioè, nel senso, quando andate ad acquistare un vino non trovate più scritto vino da tavola sull'etichetta, ma trovate scritto semplicemente vino. È cambiato il disciplinare, diciamo, l'etichettatura. Mi sembra con la vendemmia 2011, quindi etichettatura 2012. Trovate scritto vino rosso, vino bianco, vino rosato, accompagnato alle volte dai vitigni internazionali. Quindi vino Cabernet Sauvignon, vino Chardonnay, vino Merlot e così via. Non troverete mai vino Sangiovese, vino Barbera, vino Canaiolo. Troverete sempre invece la dicitura dei vitigni internazionali. Questo è quello che era vino da tavola. Vino da tavola è diventato semplicemente vino e basta. Ecco qui. Domanda numero 49. Questo è un problema che è accaduto, penso, a moltissime persone. Allora, cosa devo fare se mentre apro una bottiglia di vino si rompe il sughero? È un grosso problema, nel senso che noi insegniamo ai nostri corsi sommelier come si apre una bottiglia di vino e come evitare che si rompa il sughero, però è successo anche a me più di una volta, perché magari il vino ci aveva un po' di anni, perché il sughero magari era un pochino rovinato, oppure semplicemente perché ho sbagliato magari ad avvitare il cavatappi, specialmente i primi tempi. Poi con l'esperienza ne ho aperte tantissime di bottiglie, però può capitare sempre, insomma. Se vi si rompe, rimarrà. Allora, poniamo che si rompe a metà. Attenzione che nella metà che rimane dentro, sopra rimane sicuramente della polvere di sughero. Quindi soffiate così, va bene, all'interno del collo della bottiglia e cercate di far
di togliere praticamente queste, diciamo, queste polverine di sughero. Poi con la massima attenzione, piano piano girate il cavatappi e cercate con il secondo dente, diciamo, del cavatappi, la seconda leva, di alzare lentamente il sughero. Se ne è rimasto veramente poco dentro, vedrete che probabilmente è difficile che riuscirete a tirarlo fuori senza passare con diciamo la spirale all'interno del sughero, quindi passare dall'altra parte. È difficile che ci riuscite, molto difficile. Con tanta pazienza ci si riesce. Tenete conto di stare attenti di non far cadere, diciamo, il sughero dentro. Vi può capitare che si rompe il sughero e qui dovete fare una scelta. Se il sughero è andato dentro la bottiglia di vino, non fate nient'altro che prendere un decanter, un filtro, può essere anche un passino, può essere una garza, non lo so, vedete voi, e versate praticamente il vino filtrandolo all'interno del decanter e poi con il decanter servite il vino. Alcuni, una volta che gli è cascato dentro un po' di sughero, non fanno nient'altro che sbatterlo e farne uscire un po' di vino in modo tale che rimanga pulito il vino dentro la bottiglia. Ho notato che comunque non ci si riesce quasi mai. Se siamo al ristorante e sto servendo un cliente, il mio consiglio è sicuramente di cambiare la bottiglia di vino e prenderne un'altra, e se abbiamo fatto il servizio al tavolo di scusarsi con il cliente. Ultima domanda per oggi, ma è una domanda proprio del momento che credo che interessi un po' a tutti. Come scegliere il vino per l'insalata di riso? Allora, sembra una domanda scontata, ma io vi assicuro che non lo è. Perché? Perché l'insalata di riso non è uguale dappertutto. Nel senso, io ho degli amici miei parecchi anni fa, pugliesi, praticamente era a cena e hanno fatto l'insalata di riso e ci hanno messo la maionese. Loro mettono tanta maionese, anzi teniamo conto che oltre alla maionese il riso quasi diventava un optional, perché riempivano di talmente tante cose questa insalata di riso, talmente tanti ingredienti, che diventava un piatto strutturatissimo. Poi con la maionese potete immaginare che cosa poteva essere, quindi ci stava untuosità, poi dentro formaggi, quindi grassezza e così via eccetera. Altri comprano invece il barattolo pronto al supermercato con magari già pronta il condimento per l'insalata di riso, e quello è un altro tipo di insalata di riso. Quindi avrete capito che dipende molto da che tipo di condimento utilizzo per l'insalata di riso. Valgono sempre gli stessi criteri. Riso, tendenza dolce, quindi noi abbiamo bisogno di un vino che abbia una certa sapidità. Poi, più ingredienti inserisco all'interno della mia insalata di riso, più il mio vino deve essere strutturato. Ma difficilmente userò un rosso, quasi neanche un rosato, a meno che sia un rosato leggero. Quindi la scelta dove cade? La scelta cade sicuramente su un vino bianco leggero che abbia, se il piatto è parecchio strutturato, una buona alcolicità, anche magari un passaggio, leggero passaggio in barrique non fa male, lunghezza di profumi e intensità di profumi, quindi abbiamo detto, e anche una buona acidità, perché ci si mette il formaggio, quindi l'acidità mi compensa, diciamo così, per contrasto la grassezza del formaggio. Quindi ricapitoliamo: bianco di medio corpo, profumi abbastanza intensi, dipende sempre da che cosa inseriamo, cosa aggiungiamo nella nostra insalata di riso, persistenza, gusto olfattiva, quindi la PAI, famosa PAI, persistenza aromatica intensa, durante l'assaggio del nostro vino. Tenete conto, c'è chi ti mette la maionese, ma gran parte ci mettono una parentesi, cioè gran parte ci mettono il limone, o altri utilizzano, ho detto, questi preparati che sono dei sottaceti, quindi lì diventa un grosso problema, ecco perché ci serve sicuramente la morbidezza.
E quindi abbiamo detto profumi, e ci serve anche, abbiamo detto, per contrastare la tendenza dolce del riso, ci serve una discreta, se non buona, acidità nel vino. Queste sono, diciamo, la scelta base per il vino per la nostra insalata di riso. Ok, anche per oggi abbiamo concluso. Vi ricordo di a conclusione di questo video, se vi è piaciuto, come spero, di iscrivervi al canale YouTube, un bel mi piace che a noi ci fa sempre piacere, cliccate sulla campanella e aspetto le vostre domande sia su questo video che sui prossimi video. Grazie davvero a tutti quanti e vi aspetto per le prossime 10 domande. Parleremo di altri 10 argomenti e curiosità sul mondo dell'enologia, sul mondo del vino che tanto ci piace. Ciao a tutti!